Cari amici, ben ritrovati, la Via dei Presepi ritorna. Buon Natale a tutti. Poche ore fa siamo stati a Colmaggiore di Tazzo assieme agli amici dell'associazione Valle delle Femmine, abbiamo brindato e poche ore dopo siamo qui a Colomberto. Siamo in compagnia di Alberto Rasi, uno dei promotori del gruppo Amici dei Presepi di Colomberto. Ci raccontavi un presepe che ha alcune particolarità, quindi raccontaci un po' di storia. Sì, buongiorno a tutti e buon Natale. Questo presepio nasce da un gruppo di amici, inizialmente eravamo solo in 3, oggi siamo un bel gruppo di 7 persone che cura nei particolari tutto questo presepe. Vedrete un presepe che è pieno di movimenti, di particolari, dovete guardare all'interno delle case, ci sono animali, i galli, i maiali, il gattino, il topolino con la trappola, tutto da guardare nei minimi particolari, ci sono tutte le fasi del giorno, vi assicuro che rimarrete affascinati. Alberto, ormai il Natale è in corso, però da Santo Stefano, da domani, gli orari per poterli visitare. Certo, potete visitarci tutti i giorni dalle 8:30 alle 5:30. L'unico orario è dalle 11 a mezzogiorno la domenica, che durante la messa il presepe rimane chiuso. Siamo aperti da oggi fino alla seconda domenica di febbraio. E quindi io e Alberto vi ringraziamo, vi diamo appuntamento a Santo Stefano domani, siamo in un altro presepe, vi facciamo i nostri migliori auguri di buon Natale e vi invitiamo a venire qui a Colomberto per visitare questo splendido presepe. Vi aspettiamo numerosi. Auguri.